Parto da due citazioni e mi calo subito nel tema. La prima è la citazione di un intervento che recentemente ho sentito fare da il procuratore antimafia di Milano, la dottoressa Dolci, quella che ha preso il posto di Ilda Boccassini nella direzione investigativa antimafia della Procura di Milano, quindi una delle procure più importanti, più attive, assieme a quelle del Sud su questo fronte. E la dottoressa Dolci ha detto questa cosa: a Milano, ma questo credo possa valere ovunque, un esercizio commerciale su 5, o meglio un pubblico esercizio su 5, intendendo come tale un bar, un ristorante, un punto di somministrazione, ha avuto contatti consapevoli con la criminalità organizzata. Contatti consapevoli significa che non ha ospitato inconsciamente e incoscientemente la cela di qualche boss, ha avuto contatti consapevoli. 1 su 5 vuol dire il 20%. Se contiamo le migliaia di esercizi commerciali di Milano vuol dire centinaia o migliaia di esercizi. Se contiamo le decine o centinaia che ci sono nella vostra città, ritenendo che questo non debba ritenersi un fenomeno tipicamente milanese, ma facilmente estensibile all'intero territorio nazionale, perlomeno al nord, vi rendete conto che i numeri sono importanti. E l'attività di controllo, prevalentemente di polizia amministrativa, di questi luoghi dove si esercita impresa, è svolta quasi esclusivamente, se non esclusivamente, dalle polizie municipali e locali. Questo è il primo tema. Secondo tema, secondo riferimento, proprio in questi giorni leggo dalla cronaca della città dove io e Silvia viviamo in questo momento, la città di Torino, un articolo inquietante: la mafia dei caldarostai controlla i mercati della città di Torino. All'inizio uno pensa che si tratti di un accostamento un po' burlesco. La mafia dei caldarostai. Noi abbiamo in mente il caldarostaio come una figura dimessa, ai limiti dell'indigenza, che vive in uno spazio molto ridotto, che non dà fastidio. In realtà, secondo l'analista che ha fornito i materiali per la redazione di questo sociologo e criminologo che ha fornito il materiale per la redazione di questo pezzo giornalistico, non si tratta affatto di figure di questo tipo, ma si tratta di pezzi di un'organizzazione molto consistente. Quindi gli esercizi di ristorazione, l'attività di commercio su aree pubbliche, sicuramente, e tante altre attività che sono la quotidianità delle città grandi, medie, piccole e piccolissime. E perché la criminalità si dovrebbe interessare di questo tipo di attività? La risposta più semplice è quella che io mi sono sempre dato e che ci diamo quando vogliamo risolvere il problema in maniera spiccia, è perché sono attività imprenditoriali lecite che probabilmente servono per pulire proventi illeciti di altri traffici. Questo è vero. In realtà, sempre avendo l'opportunità di parlare con la dottoressa Dolci, mi sono reso conto di un'altra cosa a cui io non avevo mai pensato, no? E a me, come anche a voi, sarà capitato ogni tanto di vedere nei territori dove operiamo bar e ristoranti che lavorano molto poco, che hanno pochissimi clienti, eppure sono molto belli, hanno molto personale, però c'è poca gente. E allora il tema è: perché la criminalità organizzata investe su queste cose? Per quello che ci siamo detti, ma anche per un'altra ragione molto più pratica: per offrire posti di lavoro. A chi? Alle persone che hanno problemi con la giustizia e che, avendo un posto di lavoro, possono ottenere forme di custodia attenuata, quindi uscire dal carcere.